Guarda, Pappaniere, che io per farti prendere ho dovuto dire che tu sei mio figlio. Perciò se qualcuno te lo domanda, tu come rispondi? Se qualcuno me lo domanda io rispondo che Vincenzo è mio padre. Bravo. Se qualcuno te lo domanda, tu dirai Vincenzo è mio padre. Andiamo. Volevate qualcosa, cavaliere? Sì, volevo provare fino a che punto il secondo cameriere è addormentato. Suono e non viene mai. Dovete perdonarlo, cavaliere, è un pochino tondo. Questa ragazzina sarebbe? Peppeniel, saluta il signore. Servo vostra eccellenza. Oh, cara, finalmente. Dunque tu sei figlio di Vincenzo? E Vincenzo è padre a me. Sì, si capisce. A questa ragazzina darò una 10 di lire al mese. Cavaliere eccellenza, è troppo. Va bene, se poi fare bene aumenterò. Grazie assai, cavaliere eccellenza. Come si dice al cavaliere eccellenza? Vincenzo è padre a me. Sì, caro, ho capito. Senti ragazzino, allora stai attento. Se suono 2 volte è per chiamare o tuo padre o quell'asino che hai visto. E io non mi muovo. Non ti muovi. Se suono 3 volte è perché chiamo te e allora ti presenti. Non dubitate, cavaliere, il ragazzo è molto intelligente. È vero, Pappaniere? Vincenzo è padre a me. Ma Vincenzo, il bambino sarà intelligente, ma io non sono mica sordo, è la terza volta che mi dice sta cosa. Bisogna combattirlo, cavaliere eccellenza, è un ragazzo. Comandante eccellenza. Questo che fa qua? E chi è questo bambino? Come chi è? Il nostro figlio, è Peppeniello. Figlio mio, Peppiniello mio, come ti sei fatto bello. Dammi un bacio. Ma voi chi siete? Io sono tua madre, la vera mamma tua. Ma cosa sta succedendo? Bello, figlio mio, Vincenzo mio, questo è mio figlio. No. Erano 6 anni che non lo vedevo. Ma parla, come mai ti trovi in questa casa? Vincenzo è padre a me. Figlio mio, vieni qua, raccontami tutto, vieni con me, vieni con me. Principe, mi dovete scusare, quel ragazzo è mio figlio. Tuo figlio? Sì, mio figlio. Comandante cavaliere eccellenza. Dimmi un po' tu, di chi sei figlio? Vincenzo è padre a me. E questo chi è? Papà.